Bentornati a Trabattare con nonno Eligio, dove che facciamo i lavoretti per i bambini con piccoli semplici oggetti. Cosa ci serve oggi? Un tubo di scotch! Scotch! La forbice! Foglie e carta! I pennarelli! Iniziamo il nostro lavoretto disegnando un cagnetto sul foglio. Ecco, mi rendo conto questo pare più un coniglietto che un cane. Rifacciamo! Pare più un cavallo e non sta neanche tanto bene. Rifacciamo! Più Homer Simpson. No. Rifacciamo! No. Se metti caso che hai difficoltà a disegnare un cagnetto, fatelo fare da uno che sa buono. Con la forbice ritaglia il cagnetto. Sta attento a non fare mai. Ecco. Quando hai tagliato il cagnetto, il rodeo di scotch è finito che ti dicevo prima e lo tagli esattamente a metà. Adesso è il momento di tornare su i scotch e scotchettare i due tocchi di scotch che hai tagliato. Altro giro. Ti ricordi il cagnetto che ti sei fatto fare? Taglialo insieme al rodeo di scotch che hai tagliato e scocchettato. Ecco che hai costruito anche tu i tuoi can occhiai. Se ti è piaciuto il video metti il dedo alto e seguici alla prossima puntata di Trabattare con nonno Eligio.